Approvato dall'ARS il decreto con le nuove norme. Ci sono anche degli agrigentini alle Olimpiadi Milano-Cortina, ma si tratta di medici e fisioterapisti. Per la politica Luparello rinuncia alla candidatura a sindaco, eletta la nuova segretaria del movimento giovanile di Forza Italia. Documento sull'emergenza idrica a Canicattì. Bentrovati da TVA Notizie. Decreto enti locali. Approvate le nuove norme. Vediamo. DDL enti locali, questo quanto dalla sede a mezzo mail riceviamo e pubblichiamo. Iniziamo con Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all'ARS. Una maggioranza a gambe all'aria, bocciata la norma che avrebbe dato possibilità di terzo mandato ai sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti e quella sul consigliere supplente. Plaude invece all'articolo che adegua la percentuale delle quote rosa e al tagliando antifrode contro i brogli elettorali che servirà a evitare i voti contraffatti. Il tagliando, dice, renderà uniche e identificabili le schede senza consentire di risalire all'elettore. E De Luca approfondisce: grazie all'opposizione siamo riusciti a correggere le storture di una legge che non doveva nemmeno arrivare in aula, che non serve né ai comuni e tantomeno ai cittadini, ma serviva parecchio ai partiti per la loro politica clientelare. E poi ancora: abbiamo battuto con grande scarto di voti la maggioranza, che è andata letteralmente a gambe all'aria, a ulteriore dimostrazione che le fratture all'interno dei partiti che sostengono Renato Schifani sono ormai insanabili, cosa di cui il presidente della regione non può non tenere conto. Il pensiero dei deputati regionali di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto, è racchiuso in queste righe: il Vietnam preannunciato si è consumato norma per norma. L'Assemblea regionale siciliana ha introdotto l'obbligo del 40% di donne nelle giunte comunali, che diventerà effettivo già con le prossime elezioni amministrative di primavera. Una conquista di civiltà anche in Sicilia. Finalmente l'isola si adegua agli standard nazionali, garantendo una rappresentanza più equilibrata nelle amministrazioni locali. Si dicono soddisfatti per l'approvazione di un punto loro a cuore, ovvero l'articolo 11, che darà modo ai comuni che hanno usufruito del fondo di rotazione nel 2020 di restituirlo in 8 anni anziché in 5, alleggerendo la pressione finanziaria sugli enti locali. Avviandosi a conclusione, considerano il risultato finale un riflesso diretto delle divisioni politiche interne alla maggioranza, una maggioranza che nei fatti non esiste più. L'esame in aula, dicono, si è trasformato in quel Vietnam parlamentare che avevamo preannunciato e che si è verificato norma per norma, perdendo l'occasione di una riforma complessiva e coerente degli enti locali. La considerazione di Paola Menta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario regionale di ANCI Sicilia: un disegno di legge da oltre 3 anni oggetto di un continuo rimaneggiamento tra commissione e aula, senza giungere a un assetto stabile, ma con bocciature di norme rilevanti per la vita degli enti locali. Rappresenta solo l'ultimo episodio di un percorso segnato da incertezza e scelte non sempre orientate alla stabilità del sistema. La Sicilia è l'unica regione italiana nella quale, dicono, il Consiglio delle Autonomie Locali non è mai stato istituito. Non è più rinviabile un confronto serio, responsabile e orientato all'interesse generale della Sicilia. Cristina Ciminisi ci tiene a giusta ragione dal dire la sua: abbiamo fatto la storia, afferma, indietro non si torna, sento l'orgoglio di questo momento. E ancora: abbiamo finalmente allineato la Sicilia al resto del paese e alla normativa nazionale. Un testo continua, falcidiato dal voto segreto, che ha visto cadere norme importanti e che non risolve i problemi strutturali dei comuni siciliani. Non è stata una passeggiata, ma una battaglia vera, portata avanti con le mie colleghe deputate, dentro e fuori l'aula, tra resistenze e tentativi di rallentare un cambiamento che qualcuno considerava scomodo. Le donne al governo delle città non sono una concessione, un riempitivo, non sono un'eccezione, sono parte della guida dei nostri comuni. E conclude: per diritto, per competenza e per giustizia. Marianna Cauronia, deputata di Noi Moderati, afferma: giornata storica, passo importante per le donne al potere, spianata la strada a tutte che vorranno fare politica e che avranno maggiori possibilità di accesso ai luoghi decisionali.
Compiamo un salto di qualità, è sempre la Caronia che scrive, nella costruzione di istituzioni più giuste, moderne e rappresentative. Le donne nei luoghi decisionali non sono una questione di equità, ma un valore aggiunto per la qualità delle politiche pubbliche e per lo sviluppo dei nostri territori. Come avete sentito nei titoli, ci sono anche degli agrigentini alle Olimpiadi di Milano Cortina. Non si tratta di atleti, ma di professionisti, medici e fisioterapisti, impegnati nell'assistenza agli atleti delle Olimpiadi invernali. I medici sono Alice Mirasola e Paolo Sgarito dell'unità operativa di anestesia e rianimazione del San Giovanni di Dio di Agrigento, diretta da Gerlanto Fiorica. La dottoressa Mirasola è impegnata al punto di primo intervento di Livigno. La presenza dei due medici è motivo di orgoglio per la provincia di Agrigento e per l'ASP di Agrigento, che può vantare l'elevato livello qualitativo dei propri sanitari. E alle Olimpiadi di Milano Cortina un altro agrigentino merita di essere menzionato. Parliamo del fisioterapista Settimio Lena, in servizio alle Niguarda di Milano, nominato coordinatore dei 112 fisioterapisti impegnati nelle gare. Settimio Lena è un professionista già noto per aver eseguito la riabilitazione di Platinet. Le deputate di tutti i gruppi politici dell'Ars hanno organizzato un flash mob davanti a Palazzo dei Normanni. Il motivo lo spiega l'onorevole Margherita Larocca Ruvolo. Abbiamo dato vita al flash mob, dice, per chiedere l'approvazione del decreto all'interno del quale è inserita la norma che prevede la quota di genere del 40% nelle giunte comunali dei centri superiori ai 3.000 abitanti. La Sicilia, dice ancora l'onorevole Larocca Ruvolo, deve garantire pari rappresentanza nelle giunte comunali come già avviene nel resto d'Italia. Fino a ieri, tra i nomi dei probabili candidati a sindaco di Agrigento figurava anche quello di Piero Luparello, ma adesso è ufficiale la decisione proprio di Luparello di non accettare la candidatura. Alla mia età, dice, non me la sento di accettare l'impegno, ma ci sono anche, aggiunge, ragioni legate al mio lavoro di chirurgo. Parole che non lasciano dubbi sulla ferma volontà di Piero Luparello di non scendere in campo. È Giulia Randisi, la nuova segretaria provinciale del Movimento Giovanile di Forza Italia. La nomina è stata accolta con entusiasmo dal partito perché la scelta rappresenta un momento di rinnovamento per l'organizzazione giovanile e conferma la volontà di rafforzare il coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita politica agrigentina. L'elezione di Giulia Randisi viene letta anche come un segnale di apertura verso una politica capace di valorizzare il contributo delle donne nei ruoli di responsabilità. Veniamo alla cronaca. Nell'ambito delle attività di controllo del territorio e di tutela della salute pubblica, i carabinieri della compagnia di Caricattì, con il supporto dell'azienda provinciale sanitaria di Agrigento, hanno effettuato verifiche sul trasporto di acqua mediante autobotti. Le analisi effettuate hanno evidenziato la presenza di nitrati e batteri coliformi superiori ai limiti previsti. L'attività dei carabinieri ha consentito di impedire l'immissione sul mercato dell'acqua non idonea al consumo. A un mese dalla tragedia dei 3 cacciatori resta ancora il giallo sulla morte. Il servizio. È passato esattamente un mese da quando il 28 gennaio scorso 3 cacciatori sono stati trovati morti nei boschi di Montagna Reale, in una vicenda che continua a restare un giallo. Nonostante l'intenso lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine, al momento non sono emersi dettagli ufficiali sulla dinamica dell'accaduto e ogni ipotesi circolata in questi giorni resta tale. Le comunità coinvolte attendono conferme ufficiali dagli inquirenti. Ad oggi non si conoscono le modalità che hanno provocato la morte di Antonio Gatani, 82enne di Patti, e dei fratelli Davis e Giuseppe Pino, rispettivamente di 26 e 44 anni, originari di San Pierniceto. Dopo che la procura di Patti ha disposto gli esami autoptici e i rilievi balistici, le salme sono state restituite alle famiglie.
I funerali si sono svolti il 6 febbraio scorso. L'ultimo saluto ai fratelli Pino si è tenuto nella piazza di San Pierniceto, con il lutto cittadino proclamato nel loro comune natale, mentre le esequie di Gatani si sono celebrate a Patti. La tragedia si è consumata la mattina del 28 gennaio. I 3 uomini erano usciti per una battuta di caccia in una zona boschiva di Montagna Reale, nota tra i cacciatori locali. Da quanto emerso, i 2 fratelli non conoscevano l'anziano cacciatore. Nel pomeriggio i 3 corpi sono stati rinvenuti senza vita, a distanza di pochi metri l'uno dall'altro. La procura di Patti ha aperto un fascicolo e disposto accertamenti tecnico-scientifici, con indagini balistiche e l'ascolto di familiari, amici e conoscenti delle vittime, nel tentativo di trovare elementi utili a chiarire il giallo. Ad oggi la dinamica di quanto accaduto non è stata ancora resa nota dagli inquirenti. Nonostante le settimane trascorse, dalla magistratura non è trapelato nulla che possa chiarire definitivamente cosa sia successo nei boschi quel giorno. Rilievi balistici, analisi dei telefonini e verifiche nell'area del ritrovamento dei corpi potrebbero contribuire a fare luce sull'accaduto, ma come detto, la morte dei 3 cacciatori resta ancora avvolta nel mistero. Le comunità di Patti e San Pierniceto vivono nel dolore per la perdita di 3 persone conosciute e rispettate, in attesa che l'inchiesta possa offrire risposte chiare alle tante domande rimaste aperte. Fino a quando ciò non accadrà, la vicenda continuerà a restare un giallo che alimenta inquietudine e smarrimento. L'ammasso di materiale edile frutto degli scavi effettuati per conto di AICA in via Alessio Di Giovanni a Fontanelle potrebbe essere rimosso tra qualche giorno, tempo permettendo. A quanto pare l'impresa è in attesa delle analisi per stabilire il tipo di materiale da portare in discarica. Si spera che davvero si possa arrivare a porre fine ai problemi creati dai lavori nello slargo di via Di Giovanni e a provvedere alla pulizia della strada. Al Mandorlo in Fiore il gruppo storico Abatellis Branciforti, conti di Cammarata e duchi di San Giovanni Gemini. Il gruppo il 6 gennaio scorso ha partecipato a Roma alla 29esima edizione del corteo Viva la Befana, che si è concluso in piazza San Pietro con la benedizione del Papa. Alla presidente Irene Catarella è stata conferita la fascia di ambasciatore di pace e di fratellanza, che verrà indossata dalla presidente Catarella durante le manifestazioni del 2026, compresa appunto la festa del Mandorlo di Agrigento. Emergenza idrica a Canicattì, c'è un documento unitario, vediamo. Presidente, oggi conferenza dei capigruppo, conferenza stampa, quali sono i punti salienti di questo documento? È un documento che ovviamente nasce dall'esigenza di far sentire la voce del Consiglio Comunale alla politica nazionale e regionale. Noi abbiamo sottoscritto un documento unitario da parte di tutta la conferenza dei capigruppo al fine di chiedere intanto l'istituzione di un tavolo interistituzionale che affronti il problema e che dia una sospensione, che ci sia una sospensione di almeno 120 giorni rispetto alle procedure in atto e consentire intanto ai cittadini di ricevere subito l'acqua. Dopodiché l'Assemblea dei Sindaci, chiediamo che l'Assemblea dei Sindaci riveda un attimino i contratti e i regolamenti al fine di rivedere il tutto, perché sappiamo benissimo che su Canicattì ci sono zone della città che non sono fornite di rete idrica, sappiamo benissimo che ci sono zone della città in cui l'acqua arriva e poi i cittadini sono costretti a rifornirsi nuovamente di autobotti, quindi con un aggravio di costi. Sappiamo che c'è una dispersione di acqua che è enorme, ma di fatto l'acqua c'è, la città, quindi gli invasi sono ricchi di acqua, però di fatto l'acqua non arriva alle famiglie. Quindi cosa occorre fare? Occorre
dare 120 giorni di tempo per risistemare il tutto, dopodiché informare i cittadini, dare un congruo tempo ai cittadini per mettersi in regola e consentire di tornare alla legalità. Quindi il principio della legalità è assolutamente un principio importante, ma dobbiamo fare in modo che non rimanga un principio astratto. Se noi non portiamo la gente, se non accompagniamo la gente verso la legalità, dando loro risposte concrete, certe, serie, rispetto a quelle che sono le esigenze della città stessa, ecco, il rischio è che la legalità rimanga soltanto un principio bello, ma di fatto senza concretezza. Ieri mattina i 95 precari di ARPA Sicilia sono tornati in piazza davanti alla presidenza della regione per chiedere l'intervento del presidente Schifani per la loro stabilizzazione. L'ARPA ha una carenza di organico del 70%, eppure i 95 precari rischiano di rimanere a casa. Un assurdo che vede il sindacato CISAL minacciare nuove iniziative a sostegno dei lavoratori precari. Forti mareggiate e vento intenso sulla costa messinese. Nella giornata di ieri, la Sicilia orientale e tirrenica ha subito ancora gli effetti di condizioni meteorologiche avverse, legate a una profonda circolazione depressionaria che insiste sul Mediterraneo meridionale. Venti forti, precipitazioni e mareggiate intense hanno nuovamente colpito la costa tirrenica della provincia di Messina, interessando in particolare Sant'Agata di Militello e i comuni limitrofi, dove già in passato episodi simili avevano più volte causato danni a infrastrutture e lungomari. Le onde alte e le raffiche di vento hanno invaso il lungomare portando sassi, acqua e detriti sulla sede stradale, tanto che alcuni tratti di lungomare sono stati chiusi per motivi di sicurezza. La forza del mare ha raggiunto e superato picchi di oltre 5 metri d'altezza, con venti che hanno superato i 100 km/h, aggravando l'erosione costiera e mettendo a rischio arredi urbani e attività lungo la costa. Anche il lungomare di Capodorlando ritorna ad essere investito dalle onde, che hanno raggiunto le carreggiate stradali e invaso alcuni tratti della carreggiata, trascinando detriti e danneggiando strutture balneari. L'ondata di maltempo, che continua a interessare la Sicilia e in particolare la fascia tirrenica e ionica della provincia di Messina, si inserisce in un quadro di persistente instabilità atmosferica che ha già portato nelle scorse settimane a fenomeni estremi di vento e mareggiate, con ingenti danni stimati su scala regionale. Le previsioni meteo indicano un graduale miglioramento nei prossimi giorni, anche se la situazione resterà sotto osservazione lungo tutta la fascia tirrenica della Sicilia. Per oggi è previsto cielo variabile con possibili rovesci residui e mare ancora mosso, mentre da giovedì 19 febbraio è attesa una fase più stabile, con venti in attenuazione e temperature miti per il periodo. Un nuovo lieve peggioramento potrebbe affacciarsi tra venerdì e l'inizio del weekend, ma con fenomeni meno intensi rispetto a quelli registrati nelle ultime ore. Passaggio della campana al Soroptimis di Agrigento tra la past presidente Paola Toscano e la nuova presidente Maria Anna Barraco. Presenti alla cerimonia presso l'Hotel della Valle il colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale dei Carabinieri, e i presidenti dei club service del territorio. La presidente Maria Anna Barraco ha presentato le linee guida del prossimo biennio ispirate al motto della presidente nazionale Lucia Taormina, ovvero vola solo chi osa. E con questa notizia si conclude il nostro telegiornale, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.